esperienze diverse, più soggetti, accomunati da un modo di intervenire magari differente nelle forme, ma con un obiettivo che poi è lo stesso. Mettere insieme più energie, creare anche delle sapienze, delle capacità gestionali per fare al meglio questo tipo di attività è l'optimum, è riuscire ad essere ancora più efficaci e in questo modo essere anche più performanti da un punto di vista, dico io, anche ambientale. L'esempio di prima sul chilometro zero, sulla non necessità di imballaggi ulteriori, è l'esempio ottimale di come io, facendo del bene, riesco ad essere anche sostenibile, che è l'altro grande tema di questi tempi. Allora, queste esperienze ci dicono che andiamo nella direzione giusta e dobbiamo avere la capacità, qui c'è anche una rappresentante della Regione, di farne sistema e di far sì che anche le istituzioni remino nella stessa direzione e agevolino queste capacità gestionali, queste capacità di essere sul territorio e di lavorare per il bene comune e per il bene della nostra casa comune e di intervenire in modo particolare su quelle che sono state le trasformazioni dettate anche dalla pandemia. Faccio un piccolo esempio. Abbiamo parlato molto e giustamente di mense scolastiche. Ecco, rispetto a quello che ho sentito oggi pomeriggio, porto anche l'esempio mio personale di mio figlio. Con la pandemia, nella sua scuola, è capitato un qualcosa di diverso rispetto al solito, ovvero i vassoi con una porzione che è per tutti uguale e che soprattutto non viene incontro alle esigenze che prima si tenevano presenti, prima della pandemia, ovvero chi mangiava di più, chi mangiava di meno. E quindi lo spreco è diventato ancora più grande in pandemia, perché non è più possibile che uno chiedesse prima il bis o che qualcuno avesse la porzione ridotta. No, per tutti uguale. E poi quel vassoio andrà buttato con qualcuno che avrà ancora fame e qualcuno all'interno della stessa classe che invece avrà mangiato magari un quarto o metà di quello che è. Allora, la pandemia ha creato un qualcosa in più all'interno degli sprechi che erano già parte di tutti noi. Allora, la capacità nostra, ma la capacità anche di chi poi sovraintende a queste situazioni, di riuscire a intervenire in quelle che sono delle strutture che la stessa pandemia è riuscita a creare rispetto allo spreco. Allora, le capacità, perché abbiamo visto il progetto Rebus, 19 anni, se cito esattamente, vuol dire quasi 20 anni che operiamo in questo quindi delle capacità che si sono sviluppate in questi anni, una capacità di lettura dei territori, una capacità di lettura dei bisogni che si deve aggiornare con i nuovi bisogni creati anche dalla pandemia e la necessità di interagire con quelli che sono poi i soggetti che maggiormente possono intervenire rispetto, io ho fatto l'esempio delle mense scolastiche, ma non è l'unica, ci sono molte altre mense sulle quali si potrebbe intervenire e non è l'unico spreco, quello alimentare, sul quale si può e si deve intervenire per essere, come dire, sostenibili da un punto di vista ambientale, ma anche solidali, come lo sia in questo caso, e quindi facendo anche del bene. Abbiamo visto prima, non si risolve il problema della povertà, ma di certo si aiuta. Grazie Andrea Citron. Sicuramente c'è appunto il tema della pandemia che ci ha travolto ma che ancora non abbiamo superato e che quindi dovremo continuare a considerare come elemento nei ragionamenti. Ci pone delle riflessioni importanti. Anche il Banco Alimentare, che peraltro viene dall'ultimo sabato di novembre, è tradizionale momento di colletta alimentare che si svolge in tutto il nostro paese. Anche il Banco Alimentare sta in qualche modo cogliendo quali sono le trasformazioni proprio attraverso le proprie attività del Paese rispetto al tema della povertà, comunque dell'accesso ai beni alimentari e
con la dottoressa Bolzoni attraverso il progetto City Cibo. Sicuramente ci sono delle esperienze che si possono moltiplicare, in questo caso di inserire o comunque allargare nella rete che si pensa di poter che stiamo provando a suggerire a livello regionale. Certo, grazie. Mi aggiungo ai ringraziamenti comuni per questa opportunità proprio di rete, una parola che ci sta, che stiamo utilizzando tutti quest'oggi, di rete con l'opportunità di confronto, quindi partirei proprio da qui. Banco Alimentare è di fatto una rete che si occupa del recupero di quelle che sono le eccedenze che provengono dal comparto agroalimentare, quindi quelle che non vengono più commercializzate di fatto dall'agricoltura, oltre a quelli che sono i prodotti che vengono donati, come si diceva, dalla giornata nazionale della colletta alimentare. Tutto questo avviene anche grazie però a quello che ci arriva dal Fondo nazionale, quindi AGEA, dal Fondo europeo, dal FEAD. Di fatto Banco Alimentare è proprio il ponte tra quella che è l'eccedenza e il ponte tra diciamo quella che è la filiera agroalimentare e quelle che sono le associazioni per noi sul nostro territorio. Quindi è un'azione di fatto che, come molti di noi oggi hanno raccolto, copre moltissimi di quelli che sono i goal dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Perché? Perché hanno un impatto, quello che noi stiamo facendo qui oggi, che rappresentiamo, è un impatto che riguarda l'aspetto sociale, l'aspetto economico e anche chiaramente l'aspetto ambientale. Banco Alimentare del Veneto dà supporto a 445 strutture che insieme supportano quella che è la richiesta dei bisogni di oltre 84.700 persone. E lo facciamo attraverso appunto queste associazioni, sono centri di ascolto, sono empori, quindi è piuttosto variegata quella che è la nostra attività. Lo facciamo grazie a un contributo fondamentale, per noi imprescindibile, che è quello dei nostri volontari. Il Banco Alimentare del Veneto ha di fatto 6 dipendenti, ma abbiamo 176 volontari che coordiniamo, oltre al comparto della pubblica utilità che si mette chiaramente al servizio. Lo facciamo da molto come rete dal 1989, come Banco del Veneto dal 93. City Cibo, che qui vorrei raccontarvi in sintesi, è nato nel 2003 a Milano ed è stata di fatto la prima sperimentazione della legge italiana del buon samaritano. E il programma era quello proprio di andare a recuperare dalle eccedenze alimentari della ristorazione organizzata. Quindi parliamo di mense, di eventi, dal catering. Dal 2009 si è aggiunto tutto il comparto della grande distribuzione organizzata. Il recupero che noi facciamo è un recupero che comunque si fonda su 3 principi fondamentali, quindi quella che è la tutela del consumatore finale che viene per prima, l'igiene e la sicurezza degli alimenti e quella che è la salvaguardia della responsabilità di tutti quelli che sono i soggetti coinvolti in questa attività. La legge 166 ci ha favorito perché di fatto ha riorganizzato e ha semplificato, ha dato un ordine a quelle che sono le donazioni. Quindi se pensiamo al TMC, no? L'ha regolamentato di fatto consentendo di recuperare moltissimo cibo buono e rimetterlo sulle tavole e ridare un valore che non è solo in termini di quantità ma anche di qualità. Quindi quel cibo che noi andiamo a recuperare, affidato nelle mani, se io penso alle cuoche nelle mense, è un cibo che qualcuno prima ha utilizzato anche la parola della fantasia. Beh, loro, io devo dire, lo vedo spessissimo, hanno una fantasia incredibile e quindi non è tanto più la quantità, ma è proprio la varietà di opportunità che poi arrivano nell'utente finale, chiaramente.
Lo scopo, quindi, quello, dobbiamo sempre ricordare l'aspetto ovviamente della tutela, della serietà e della garanzia che noi dobbiamo dare. La Fondazione Banco Alimentare su questo, insieme a Caritas, fece un grande lavoro stilando quelle che sono il manuale delle corrette prassi, e proprio l'obiettivo era ed è continuamente quello di continuare la nostra azione, però con la garanzia e la professionalità di prassi che consentano delle procedure vere e proprie, quindi anche semplificando e cercando di sensibilizzare anche gli stessi volontari delle associazioni nelle corrette procedure dei ritiri. Pensiamo a chi deve manipolare il fresco, quindi la capacità e la conoscenza di non interrompere mai la catena del freddo, quindi c'è proprio un lavoro a monte. Per noi di fatto ha rappresentato per tutti gli effetti City Cibo una sfida culturale. Perché non si tratta solo di pensare ad un recupero delle eccedenze come la fine della filiera, no? Di fatto quello che dovremmo riuscire a fare, quindi diciamo mi piacerebbe concludere con questo, è cercare di riuscire a mettere a sistema e riuscire a dare pari dignità anche all'aspetto all'ultima parte della filiera, che è proprio il recupero dell'eccedenza. City Cibo in Veneto ve lo vorrei sintetizzare anche con dei numeri. 2020 parliamo di oltre 430 tonnellate di alimenti che abbiamo recuperato, all'incirca oltre 6 tonnellate invece solo dal comparto della ristorazione, che in quest'anno già abbiamo duplicato, perché la pandemia ha portato anche delle grandi opportunità in termini di solidarietà. Se io penso, quest'anno abbiamo avuto una catena di ristoranti del fast food leader sul nostro territorio. Pensate, non ci hanno donato eccedenza, hanno cucinato per gli assistiti delle associazioni affiliate a Banco Alimentare 1450 pasti a settimana, ce li hanno garantiti per un periodo lunghissimo. E la cosa che a me, vi devo dire, anche quando rileggevo per prepararmi per oggi, insomma per quello che vi avrei raccontato, guardavo i dati, e molti di quei punti vendita, nonostante sia finita da mesi l'iniziativa a cui hanno aderito a livello nazionale, hanno scelto di libero arbitrio di proseguire a cucinare quei pasti. Quindi si stanno insinuando dei meccanismi che dobbiamo assolutamente avere la capacità di cogliere insieme, perché le opportunità veramente sono moltissime. Quindi, in sintesi, City Cibo è riuscito a mettere a sistema di fatto quello che è il prolungamento, no, della vita di un alimento, cercando di produrre quello che è un ciclo virtuoso che per noi si conclude in quella che è un passaggio fondamentale di solidarietà sociale. Grazie. Di nuovo la pandemia come elemento, diciamo, di criticità, ma non solo in negativo, anche in positivo, perché può suscitare, diciamo, una reazione anche, diciamo, di senso civico che forse, diciamo, era più sopita fino a questo momento particolare che stiamo vivendo. Marco Ferrero, portavoce del Forum del Terzo Settore. Allora Marco, c'è chiaramente un tema di competenze. Abbiamo capito che le competenze sviluppate negli anni dalle esperienze in campo ha provocato una, diciamo, grande conoscenza da parte degli operatori di questo settore rispetto alle esigenze, alle necessità, oltre che alle abitudini, no? Abbiamo capito anche capire cosa si consuma di più, cosa si consuma di meno, cosa serve, cosa non serve. Però questi aspetti, diciamo, oggi come sono, diciamo, all'interno del mondo, diciamo, degli enti con cui poi il terzo settore si deve interfacciare, se oggi incontrano una strada spianata o non la incontrano, tenendo conto, qui per dare una lettura, diciamo, sempre dall'associazione ambientalista, che quei 2 milioni di chilogrammi che ci raccontava oggi Massimiliano Monterosso di queste 3 province, di Padova, Rovigo e Verona, sono una parte molto piccola, ma se noi andiamo a vedere quanto incidono sulla riduzione del rifiuto organico che noi conferiamo, come dicevo anche questa mattina, all'inizio oggi del pomeriggio, sono
per quanto riguarda Padova, ad esempio, il comune di Padova, quei 2 milioni di chili sono il 10% del rifiuto, che non è poca cosa su base comunale, su base territoriale. Ecco, questi aspetti, che quindi poi si traducono in vantaggi ambientali, perché è una riduzione degli svuotamenti dei cassonetti, 2000 kg sono 4000 cassonetti della spazzatura, ricolmi di spazzatura, e poi l'aspetto sulla CO2, insomma sono 6,5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente a quei 2 milioni di chili che risparmiamo in atmosfera, e tutta questa conseguenza, diciamo, anche di operatività, movimenti, macchine, trasporti e centri di recupero. Questi aspetti sono oggi, diciamo, un elemento che in qualche modo, grazie alle spinte del terzo settore, sono accolti, sono facili negli enti da discutere, o ancora incontriamo tante difficoltà? Grazie della domanda, perché mi dà l'opportunità di dire alcune cose a cui tengo particolarmente. Intanto volevo dire una cosa molto veloce, cioè per una volta il titolo della tavola rotonda, il futuro circolare delle eccedenze alimentari, soprattutto in un momento come questo dove ci stanno dicendo e siamo consapevoli che dobbiamo immaginare un futuro diverso dal recentissimo passato o addirittura dal presente. In realtà per una volta io penso che in questo ambito il futuro c'è già. Paradossalmente queste esperienze che abbiamo raccontato e che ormai sono consolidate sono quello che dovrebbe essere il futuro. Quindi per una volta siamo avvantaggiati, perché non ci dobbiamo inventare niente, dobbiamo piuttosto trovare, e la tua domanda va, mi pare, in questa direzione, le modalità anche rapidamente per cogliere tutto quello che, tutte le opportunità che derivano da quello che è stato costruito in tanti anni, perché abbiamo visto che a Verona si è partiti quasi 20 anni fa, ma il Banco Alimentare è stata la prima intuizione, no? Di mettere insieme il mondo produttivo con il volontariato su questo tema. Quindi poi sono tutte declinazioni di una capacità che per fortuna il terzo settore ha avuto in questi anni di, come dire, mettere a fuoco nuovi bisogni, ma a volte anche, come dire, cogliere bisogni inespressi e tradurli in operatività in una traiettoria che è una traiettoria che in questo contesto diciamo di bene comune, ma possiamo dire anche di interesse collettivo, che oggi è agevolata dalla riforma del terzo settore che, pur essendo esigente con gli enti, allo stesso tempo però dà alcune chiavi di lettura, alcuni strumenti, penso soprattutto alla coprogettazione, alla coprogrammazione, che forse ci consentono di cominciare a pensare a queste buone prassi non come a un insieme di buone prassi per quanto consolidate, ormai strutturate, ma come dei tasselli di competenze da mettere a sistema in una vera e propria infrastrutturazione di processi. E questo credo sia la sfida. Da questo punto di vista, diciamocelo, non tutto il terzo settore, così facciamo prima l'esame di coscienza, prima di criticare gli altri, non tutto il terzo settore è pronto a questa sfida. L'abbiamo visto in questo periodo, è appena partito il registro unico e abbiamo ancora molte difficoltà. Però la strada è sicuramente intrapresa, come Forum Veneto e nazionale, noi siamo fortemente impegnati su questo anche in termini formativi. Devo dire in particolare in Veneto ci siamo attivati subito in una formazione congiunta con l'ANCI, proprio perché pensiamo che la traduzione in concreto della capacità di coprogettare, coprogrammare, che probabilmente è la base per grandi processi di infrastrutturazione, passi dal dotarsi di un lessico comune e quindi anche di un passaggio culturale, perché non dimentichiamoci che fino a poco tempo fa, 2 anni fa, il Consiglio di Stato e l'ANAC dicevano ai dirigenti pubblici: non ti azzardare a coprogettare perché c'è la Corte dei Conti che ti viene a prendere. E sono passati solo 2 anni. Per fortuna la Corte Costituzionale e finalmente le linee guida del Ministero sdoganano e validano questo tipo di processi. Quindi sicuramente c'è molto da fare, c'è qualche difficoltà all'interno del nostro stesso terzo settore, c'è qualche difficoltà da parte degli enti pubblici che purtroppo vivono anche, non sto parlando della regione, in questo caso della regione Veneto, ma piuttosto degli enti locali che spesso vivono la difficoltà di essere tanti piccoli enti locali frammentati sul territorio con processi di, diciamo, consortili solo molto parziali e che non hanno materialmente le competenze per mettersi in questo tipo di direzione.
Però la strada credo sia questa e mi piace ricordare che per esempio la Regione Veneto anche recentemente ha messo in campo un processo anche molto rapido di coprogettazione per sostanzialmente non disperdere l'esperienza della rete antitratta che si è generata in 20 anni in Veneto e che rischiava in qualche modo di essere dispersa perché scelte, diciamo, politiche legittime della municipalità che storicamente l'aveva in qualche modo attivata e manutenuta, ed ecco che appunto laddove il terzo settore è comunque capace di stare in un processo di rete che non è solo una rete geografica, ma è una rete fatta di autoriflessività e di progettazione continua, ecco che in questo caso l'ente pubblico regione ha avuto gioco facile nel dire la patata me la prendo io, la responsabilità me la prendo io, e si è potuto fare una coprogettazione in un mese che per chi studia questi processi anche dal punto di vista giuridico sa che se c'è un problema della coprogettazione che richiede tempo, richiede fatica. Però appunto quando sul territorio ci sono già le reti e si lavora tutti in un certo tipo di prospettiva, anche quei limiti che oggettivamente ci sono e che giustamente tu richiamavi nella tua domanda possono essere superati. È chiaro che la dimensione probabilmente strategica è quella di partire dalle reti, che come in questo caso già ci sono, e provare a pensarsi più come alleanze, cioè con una dimensione che non è solo ognuno fa il suo e ci sentiamo quando serve, che non sto banalizzando, è un grandissimo valore ed è difficilissimo da realizzare. Ma, come dire, avere una prospettiva comune che oggi è resa meno difficile, se non più facile, da un contesto anche normativo dove appunto questi strumenti sono finalmente utilizzabili, che in qualche modo indirizza tutti i soggetti del territorio finalmente su un piano di pari dignità, perché questo è l'altro grande portato della riforma del terzo settore e dell'interpretazione chiara che la Corte Costituzionale ha dato 2 anni fa alla coprogettazione, cioè l'idea appunto che questo sia lo strumento per rendere concreto quel principio di sussidiarietà orizzontale che abbiamo da qualche anno in Costituzione, ma che di fatto era rimasto un pochino inespresso. Quindi è positivo che il riferimento sempre più spesso siano i 17 goals cosiddetti dell'Agenda 2030, perché, come dire, spostare l'accento da quelle che sono le prerogative di ciascun soggetto, l'istituzione che si sente giustamente titolare, diciamo, di un potere-dovere di indirizzo rispetto alle esigenze collettive. Il terzo settore che da tempo non si sente più solo quel soggetto che interviene quando ci sono dei problemi e poi rimette la palla in mano all'amministrazione, ma ambisce a essere anche quello stimolo, appunto, nella coprogrammazione che gli viene riconosciuto e per il quale appunto dobbiamo impegnarsi ad avere le competenze adeguate. Ecco che in questo senso la riforma del terzo settore, tanto vituperata, anche non a torto per certi aspetti, ma porta con sé anche questo cambio di paradigma molto interessante, per cui anche quella vecchia divisione tra, diciamo, profit e non profit, centrata sulle forme giuridiche, oggi non ha più senso. È no profit chi ha alcune finalità, e nelle finalità del codice ci stanno praticamente tutti i 17 obiettivi dell'Agenda 2030, purché perseguiti in maniera trasparente, rendicontabile e ovviamente non lucrativa, ma perché no, anche in forma societaria. Quindi anche questa riduzione della distanza tra profit e no profit rispetto alle forme organizzative aiuta gli enti del terzo settore che colgano questa sfida anche a parlarsi col mondo dell'economia e del profit, che fino a ieri si vedeva totalmente altra cosa, anche solo per una dimensione organizzativa completamente diversa, l'associazione versus la società di capitali. Quindi, come dire, abbiamo una serie di elementi che probabilmente favoriscono questo tipo di processi di, appunto, come dicevo, infrastrutturazione, e secondo me non dobbiamo avere paura a pensare in grande. Grazie. Grazie Marco, hai ragione, però c'è una velocità a cui si sviluppano questi cambiamenti rispetto al passato che forse in qualche modo, diciamo, stiamo faticando
a comprendere rapidamente anche noi, diciamo, e adeguarci a un cambiamento che deve essere il più rapido possibile. Francesca Zottis, che è dall'osservatorio, diciamo, importante dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, e segue anche, se non sbaglio, i temi proprio del sociale e gli aspetti, diciamo, appunto della solidarietà che oggi abbiamo messo a punto. Magari ci può raccontare qualcosa anche rispetto a questo, cioè come questi cambiamenti che sono assimilati ormai nella società, in parte una buona parte avanzata del terzo settore, si possono poi tradurre in quello che è un indirizzo magari normativo o comunque operativo da parte degli enti, diciamo, che devono un po' sovraordinare e organizzare e dare una mano al tessuto locale, che è vero è anche, diciamo, in qualche modo povero dal punto di vista poi della disponibilità di competenze nei territori, e negli amministratori locali non sempre hanno a disposizione personale che ha seguito e che si è, diciamo, questo vale per il tema delle residenze alimentari, ma vale per tantissimi altri temi che stanno nel campo della quella che abbiamo, diciamo, definito oggi la transizione ecologica o comunque lo sviluppo sostenibile, e quindi serve in qualche modo accompagnare questi aspetti. In Consiglio regionale ci sono anche 2 leggi che parlano di economia circolare, in cui si inserisce in discussione, o dovranno andare in discussione, ci auguriamo al più presto, che parlano anche di eccedenze alimentari e di riuso in quest'ambito, forse in un modo un po' stringato, insomma comunque non sviluppato del tutto. Ecco, c'è la possibilità che queste leggi in qualche modo possano dare uno stimolo a una discussione che vada a intersecare in maniera più forte anche il mondo del terzo settore, e comunque il tema dell'avvicinare, del ridurre le distanze tra, mi è piaciuto molto questo, diciamo, parallelismo tra profit e non profit, o comunque tra il mondo, le società benefit, che oggi sono una realtà concreta che esiste nel territorio e che riduce l'antagonismo che ci può essere, diciamo, tra l'attività economica e l'attività invece di solidarietà e di volontariato. Grazie, intanto grazie per l'iniziativa, anche che mi spiace che sono arrivata quando stava parlando l'assessore Lanzarin, quindi mi sono persa le prime battute, perché è stato estremamente utile anche dopo arrivo dentro per quanto riguarda la legge, ma anche per una visione che secondo me potremmo, anche grazie a quelle che sono state le audizioni già fatte sulle leggi del nuovo sistema di economia circolare che c'è, diciamo, che è presente, tolgo la mascherina, scusate, ma è che siamo abituati a tenerla sempre, quindi è automatico tenerla sempre. Quella che è la legge, comunque, anzi le proposte di legge che comunque siedono all'interno delle commissioni. Lo dico perché la mia passione è quella della progettazione europea, perché sarebbe il mio lavoro, okay? Quindi è chiaramente una visione che in qualche modo mi stimola alle volte a ricercare proprio quello che ho sentito oggi, che è quello, il fattore della coprogettazione, il fattore delle reti, il fattore della relazione, e in qualche modo voi, secondo me, ci avete anche aiutato a comprendere come mettere a terra il vivere la comunità, il vivere la società, il vivere la nostra città in modo inclusivo e sostenibile, perché la messa a terra alle volte è troppo lenta rispetto anche a quelle che sono le esigenze. Cioè, noi qui oggi abbiamo raccolto un sacco di progettazioni che esistono già, ma che in qualche modo come istituzione non siamo ancora riusciti a mettere in rete, okay? E questo credo che sia uno dei primi elementi. È previsto nelle proposte di legge di fare un piano regionale per l'economia e lo sviluppo circolare, questo è estremamente importante, è una delle prime leggi regionali, proposte di legge regionali all'interno diciamo, della nostra nazione. È previsto il responsabile regionale per la transizione circolare, e anche questo è importante se lo traduciamo poi in responsabili in qualche modo, perché è evidente che ce n'è bisogno all'interno degli enti locali, sui quali torno dopo. È anche altrettanto evidente che nella legge stessa, lo avete detto più volte nelle audizioni e io lo reinserirei, è proprio forse quello che va migliorato è l'indirizzo che deve essere una legge per la comunità. La legge per la comunità che allora fa tesoro in qualche modo di tutte le reti già esistenti, le progettazioni già esistenti, anche per una questione di efficienza di risorse, e che dà al terzo settore, questa era anche una richiesta fatta, un ruolo in qualche modo di coordinamento di quello che è, di quelli che sono i vari soggetti, dagli enti locali ai comuni, alle associazioni previste all'interno della proposta di legge. E su questo sicuramente la nuova tecnologia e le piattaforme ci danno una mano. Io quello che auspicherei, e quello su cui insomma abbiamo sentito anche l'assessore, si deve provare a lavorare di una piattaforma comune
però con degli indicatori, secondo me su questo ecco, non c'è all'interno, potremmo o metterlo, comunque auspicarlo, di modelli predittivi, cioè i progetti che voi avete messo a terra, che avete già, ci danno comunque degli indicatori, lo vedevamo col progetto della Caritas a livello nazionale, e degli indicatori che possono darci dei modelli predittivi. Allora, sul modello predittivo io posso rivedere anche in qualche modo alcune criticità, penso a quello che ci è stato detto prima delle mense, a quello che ci è stato detto nella filiera della ristorazione, e quindi io, questo è un elemento concreto che mi piacerebbe che venisse anche spinto, perché in qualche modo dà valore all'esistente e quindi alle fatiche che le associazioni stanno facendo e hanno fatto, associazioni spesso di volontariato, e quindi persone che ci mettono quella passione e quella visione di inclusione vera, perché sei tu, lo fai per la tua passione, per il tuo modo di vivere la vita, non lo fai per altre ragioni, ma anche perché, ripeto, possono dare delle soluzioni molto più veloci rispetto alle esigenze, perché l'emergenza povertà è sicuramente un elemento che la pandemia ci ha riconsegnato in modo più forte, e la povertà alimentare è un elemento assolutamente importantissimo. Altro elemento infatti che secondo me alle volte manca all'interno dei nostri piani è un'integrazione dei piani, ma al di là dell'integrazione dei piani un elemento di qualità. A me piaceva molto quello che ho sentito prima, lì incastrare non solo gli indicatori in termini di quantità, ma in termini di quali sono gli indicatori di qualità. Ieri abbiamo avuto la possibilità di votare il documento di economia e finanza, che è il documento di indirizzo delle politiche di bilancio della regione, di tutte le regioni, e all'interno verrà venerdì, l'avevo provato qualche anno fa anche, per fortuna è stato accettato di inserire gli indicatori della BES, e quindi anche qui secondo me su questa stessa legge noi potremmo riprenderlo, perché danno quella visione di qualità che ci dicono e ci mettono quegli alert per dire stiamo andando nella direzione giusta, stiamo in qualche modo facendo il bene per chi ha bisogno in quel momento, oppure siamo in ritardo e dove siamo in ritardo. E questo è un altro elemento assolutamente, secondo me, fondamentale all'interno del piano stesso. Un altro aspetto è chiaro che è quello della rete, qui vengono inserite le imprese in modo la premialità alle imprese. Ecco, io sulla questione delle premialità che condivido, poi ritorno sulla Tari, lo condivido, però vorrei un modello, cioè quello che mi piacerebbe, anche ne abbiamo discusso in commissione e c'è un'apertura massima da parte insomma, sia della maggioranza che della minoranza a rivedere e migliorare quello che per la natura stessa della proposta di legge, è quello di non partire dal meccanismo di premialità, ma di partire dal meccanismo di prevenzione, cioè è una questione culturale. Allora, io arrivo dopo a premiarti nel momento in cui tu mi hai dimostrato che stai procedendo verso un processo virtuoso che vuole ricostruire quella comunità virtuosa che parte quindi dal bambino che impara nella mensa. Io ho la fortuna di avere una bambina che ha la mensa interna e le insegnanti fanno quello che ci diceva prima, insegnano al bambino a curare il pasto, e questo è importante, è un modello di prevenzione di quello che poi è lo spreco finale, per arrivare poi invece a quelli che sono i meccanismi di premialità. Ma allora anche per l'azienda io do una premialità quasi come, prima c'era il signore del Trentino, no, c'è lì sulla legge della famiglia c'è il marchio, ok, che viene dato alle aziende per quello che fanno in termini sociali e di inclusione, in qualche modo di incontro tra tempi di lavoro, tempi di vita della famiglia stessa. Mi piacerebbe che arrivassimo a questo, cioè il marchio aziendale io te lo do, ti do un marchio Made in Veneto per l'inclusione, per l'economia circolare, nel momento in cui tu hai questo tipo di modello, okay? Non solo perché tu risparmi il rifiuto, quello ci deve essere, dovrebbe essere un dato di fatto, okay? O perché lo rimetti, ma perché tu hai un modello aziendale in qualche modo che guarda a questo tipo di indirizzo. E un ultimo aspetto, che non è ultimo, poi ce ne sarebbero molti, è sicuramente quello del piano dei rifiuti. Insomma, più volte ne abbiamo parlato, non è aderente non in questo momento, ma è evidente che nel momento in cui è stato fatto una revisione andrebbe chiaramente rivisto completamente e inseriti anche questi aspetti che riguardano anche il rifiuto organico, e rivedere chiaramente quello che è tutta la logica degli impianti, termini tecnologici. Anche qui noi abbiamo degli esempi in altri paesi molto avanzati, cui potremmo comunque andare a rivedere proprio quello che sono le tipologie di impianti, la diminuzione se non l'eliminazione delle discariche, perché è evidente che e soprattutto in questa logica qui è evidente anche maggiori controlli e maggiori input. Concludo, l'altro aspetto che sarebbe gli altri due è proprio come indicatori che ci sentivo anche qui, è quello di far lavorare insieme i distretti.
Ci sono i distretti produttivi, ci sono i distretti culturali, ci sono i finanziamenti per esempio per i distretti dei comuni. Ecco, secondo me all'interno proprio di quei bandi si può tranquillamente inserire quelli che sono degli investimenti che vanno nella direzione anche di un'economia circolare per quanto riguarda anche l'aspetto dell'alimentazione, ok? Quindi inserire non so che il manager che è previsto che coordini abbia anche questo livello di competenze e che ci siano anche questo tipo di investimenti, perché comunque i centri hanno i mercatini dell'agricoltura che potrebbero essere inseriti all'interno dei progetti che abbiamo detto oggi, perché comunque diventa una cultura anche allora del ristoratore e del bar, e perché il ristoratore e il bar magari entra in quella circolarità per cui il rifiuto non lo butta nel cestino ma fa un controllo anche di qualità, e poi, perché questo è un altro tema da inserire in modo anche più chiaro dentro la legge, il controllo di qualità di quello che poi io do agli empori, perché io non devo dare lo scarto in termini, io dovrei dare il restante ma con un controllo di qualità, e questo è chiaro che dovrebbe essere inserito anche sempre all'interno del progetto di legge quello che è una filiera poi con la grande distribuzione di controllo stesso. Questa è una tematica che si discute anche a livello nazionale, che è presente sui documenti europei nazionali, ma che deve essere messa a terra anche chiaramente a livello regionale se poi vogliamo arrivare a essere estremamente concreti in quello che andiamo a dire e in quello che andiamo comunque a fare. Queste sono alcune azioni che secondo me potrebbero andare nella direzione di revisione della legge e di revisione, di implementazione della legge, e che vanno in qualche modo nella direzione che avete detto oggi. Ce ne sono molte altre con l'ecodesign e altro, ma l'ultimo aspetto è quello della Tari. Allora lì sì, io non solo sui regolamenti, perché l'altro giorno siamo sentiti, si parlava dei regolamenti, ma proprio nell'appalto di affidamento io posso inserire a quel punto anche determinati vincoli o comunque indirizzi, in modo che nel momento in cui faccio un affidamento, oltre alle questioni già viste prima, quindi di premialità, per cui nei confronti di chi in qualche modo si inserisce in un certo modello, ma non ho solo la questione del massimo ribasso, ok? Ho anche una questione di qualità che si unisce alla questione comunque della transizione ecologica. Con Tarina alcuni progetti, vedo che insomma tra gli sponsor ha alcune progettualità secondo me estremamente importanti, sarebbe bello che questo partisse proprio anche come input da parte della regione, che a ricaduta poi arriva sui comuni. Quindi fa parte un po' anche della questione degli appalti ecologici, cioè se vogliamo andare sul concreto e vogliamo essere fino in fondo europeisti, tu dovresti arrivare a questi aspetti qui difficilissimi, perché poi io insomma, posso parlarne adesso, dopo quando ti ritrovi a applicarli sono difficilissimi per 1000 ragioni, però credo che il tempo sarebbe maturo anche per quest'ultimo elemento. Grazie. Grazie Francesca Zottis, anche per aver provato a riportare subito sul piano degli interventi legislativi, quindi dove poter provare a implementare un percorso che fortunatamente non è da aggiustare, ma che è tutto da costruire. Questo può essere un vantaggio per quello che appunto abbiamo visto oggi, essere un futuro che è già presente e in qualche modo da assemblare, perché le realtà sono operative. Mi è piaciuto, se in apertura il presidente di Acri di Padova parlava di qui non facciamo bla bla bla, insomma, no? Che oggi è famoso sentire questo bla bla bla, effettivamente però è vero, è operatività, e quindi c'è già un futuro, Ferrero l'ha sottolineato, che è già presente. Forse c'è in qualche modo bisogno di assemblarlo bene e di trasformarlo anche in scrittura, quindi non solo di immaginarlo e di sapere che c'è, ma di scriverlo e renderlo operativo. In questo anche i criteri ambientali minimi che sono entrati in vigore sotto i vari aspetti per gli appalti pubblici possono aiutarci. Io vi chiederei, per chiudere però, se questi 4 interventi vi hanno suscitato una domanda, una perplessità o comunque qualcosa da aggiungere, anche per sapere da voi se questo futuro riusciremo a scriverlo, quindi secondo voi in qualche modo, e riusciremo a rendere realtà l'operatività, che in realtà è filiera organizzata, una realtà che oggi già è molto preparata nei territori. Ripartiamo da Andrea Citrone, 30 secondi, un minuto per un commento. Io penso che i numeri che ci sono stati presentati... Il microfono, scusa se... Grazie. Io penso che i numeri che ci sono stati presentati oggi pomeriggio siano già la risposta alla tua domanda. Stiamo parlando di volumi importantissimi, per carità, frutto di anni di lavoro, di anni di relazioni con i territori, con i soggetti privati, con le istituzioni, però restituiscono un modo di fare che è già diventato abitudine e che
riesce a produrre volumi decisamente interessanti. Allora questo è l'esempio di quando, tornando ai temi ambientali che mi sono tanto cari, mi dicono ma cosa possiamo fare noi? E ci si rivolge sempre, ritornando al bla 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 di Gianni Cremonese, ai grandi del mondo che devono risolverci tutti i problemi. No, anche noi nel nostro piccolo possiamo dare il nostro piccolo grande contributo. Oggi abbiamo visto che è possibile partire dal piccolo e arrivare a dare un decisamente grande contributo, laddove anche le istituzioni poi arrivano partendo dal tuo esempio. E questo è lo stimolo che deve spingere a fare ancora di più, a coinvolgere ancora più soggetti, anche attraverso l'aiuto delle istituzioni. Si parlava di Contaria, ma tanti altri esempi per quanto riguarda i rifiuti, per essere ancora più incisivi. Però qui abbiamo veramente l'esempio di come partendo dal piccolo si può fare veramente tanto. Grazie. Silvia Bolzoni, il Banco Alimentare è una rete presente molto, abbiamo capito, anche con numeri importanti anche nel Veneto. Ce la faremo? Scriveremo questo futuro che oggi è già realtà? Ci dobbiamo provare a partire dai nostri comportamenti. Più volte oggi ho sentito dei cenni sull'enciclica la Laudato Si, no? del nostro Santo Padre. Lui l'ha dimostrato, cioè un comportamento virtuoso, risponde in pieno in metà dell'agenda dei goal, no? E lo fa come? Attraverso i comportamenti. Ha reso sostenibile qualcosa che prima si pensava, a cui non si pensava probabilmente. Quindi credo che oggi ci siano stati parecchi passaggi. Io ho scritto un sacco di molti interventi che ho raccolto, di cui ho raccolto testimonianza oggi. Sicuramente la sfida che mi porto via è un passaggio che ha fatto lei prima. Rete è difficilissima farla, qui tra di noi siamo più soggetti, lavoriamo insieme, a volte nello stesso territorio e a volte neanche riusciamo a parlarci. Arrivare all'alleanza io credo che sia un'ambizione importantissima. È chiaro che per noi quell'alimento il senso che noi portiamo dentro e che non dobbiamo mai dimenticare è che l'alimento di cui noi andiamo a recuperare, lo distribuiamo, che finalità ha? Non è solo una finalità per sfamare. Ricordiamoci che le nostre associazioni sul territorio utilizzano il termine non l'ho scelto così casualmente, ma è uno strumento talvolta per arrivare a quelli che sono realmente i bisogni delle persone che sul nostro territorio chiedono aiuto, per cui ha un potere ancora più grande, è realmente un moltiplicatore di doni. E quindi niente, concludo dicendo che mi porterò a casa questa ambizione di riuscire ad andare oltre alla rete e chissà, tentare insomma alleanze a partire dai vicini di casa, insomma. Ecco. Grazie. A voi. Marco, quindi coprogettazione e ovviamente cultura e capacità di rinnovarsi e aggiornarsi, no? Quindi competenza, sono queste le chiavi forse che ci possono aiutare a rendere non solo visibile questo tema e queste necessità, ma anche a renderlo veramente efficace e penetrante con le istituzioni? Ah sì, secondo me sì, e devo dire che appunto nonostante il periodo personalmente sono ottimista perché vedo che negli ultimi anni, anche pochi anni, si sono innescate prima, durante e dopo la pandemia, quindi probabilmente è un qualche cosa che così prescinde anche dalla contingenza del momento. Si sono innescate una serie di processi virtuosi per cui oggi abbiamo insomma, sul territorio della nostra regione Veneto una serie di realtà che possono in qualche modo aiutare anche quelle componenti che fanno più fatica. Abbiamo parlato prima dei piccoli comuni, per esempio, no? Oppure per quanto riguarda noi dell'associazionismo di prossimità, di volontariato, eccetera, a stare comunque dentro un contesto, una direzione dove abbiamo alcune punte avanzate
che sono fatte appunto di esperienza ma anche di competenze ormai sofisticate, che guardano tutte nella stessa direzione. Avevo fatto l'esempio prima di questa coprogettazione Lampo sulla lotta alla tratta, perché secondo me è un esempio molto semplice per dire di come oggi per certi versi siamo abbastanza pronti all'appuntamento, diciamo, con la storia per fare per innescare alcuni processi, e penso che il tema delle competenze sia decisivo. È per questo che noi come Forum del Terzo Settore ci siamo da sempre, e in particolare in questi ultimi 3-4 anni, impegnati sul fronte della formazione, diciamo, di quella che è la classe dirigente, tra virgolette, per quello che è la nostra parte, però non in modo autoreferenziale, ma con processi condivisi con quelli che normalmente erano o potevano essere considerati un po' il contraltare, no, del terzo settore, quindi il mondo delle imprese o il mondo delle istituzioni. Oggi non è così, per fortuna si è capito, quindi si tratta di insistere in maniera decisa in questa direzione. Bene, grazie. Francesca Zotti, sull'ultima battuta, detto che poi di piano rifiuti, di discariche che ci auguriamo siano completamente cancellate, perché sotterrare i rifiuti è la pratica che dobbiamo assolutamente eliminare, ne parleremo poi venerdì 3 dicembre con l'ultimo appuntamento di Ecoforum, però coprogettazione, ma possiamo oggi lanciare la speranza che oltre a coprogettare sull'operatività possiamo anche pensare di coprogettare e non solo di osservare magari una legge, no, che vada in aiuto e in supporto ai territori, come dicevi prima, quindi che parta dal basso, o dobbiamo trovarci come sempre purtroppo a recuperare, osservare e chiedere cambiamenti? Oggi possiamo così uscire con questa speranza che prima di arrivare alla discussione potremo confrontarci per coprogettare un'esperienza legislativa, quindi non solo operativa. Ma io voglio essere fiduciosa e l'impegno me lo prendo, anche di interloquire con i primi presentatori delle leggi, perché poi voglio essere fiduciosa nel senso che o noi facciamo questo, la coprogettazione della legge diventa una coprogettazione della visione, ok, e non solo poi dell'aspetto operativo, oppure veniamo travolti dagli eventi, quindi lo vediamo in termini ambientali, ormai lo vediamo da tutti i punti di vista, e quindi oltre a essere fiduciosa e a prendermi questo impegno, credo che sia raggiunta anche a livello istituzionale, forse in modo tardivo, ma la sensibilità di comprendere questo aspetto. Non c'è stata un'accelerata su questa proposta di legge, anche se è di grande vanto per la Regione, nel senso che arrivare per primi in qualche modo ad approvare una legge di questo tipo da un punto di vista politico crea un suo consenso immediato, perché qui parliamo tra virgolette con esperti, fuori il cittadino normale legge solo che è stata approvata la legge, e quindi vuole esserci questo approccio che io mi auguro diventi un approccio di partecipazione vero a un po' tutto. Anni fa a me piaceva studiare un po' quelli che erano gli approcci di partecipazione della Svizzera alle grandi opere. Ecco, il mio impegno vorrebbe essere questo. So che anche Cristina, insomma, tra l'altro nella scorsa legislatura avevamo lavorato molto anche su delle proposte su questo. Cristina Guarda ha molto a cuore questo, lo dico perché viene, insomma, nelle prossime, quindi può essere anche un approfondimento in questo senso, un metodo per le varie proposte di legge, quindi l'audizione come un elemento di condivisione dei principi ancora prima che del testo operativo. L'impegno me lo prendo, credo che, ripeto, sia ormai arrivato in un tempo non maturo di più, nel senso che, perché altrimenti è la comunità che ci travolge, sono gli eventi stessi che ci travolgono da un punto di vista anche sociale, non solo ambientale. Purtroppo viviamo in un momento di grossa conflittualità, lo vediamo, perché comunque ci sono degli aspetti, secondo me, che la pandemia ha portato in positivo e altri in negativo, che è quello anche dell'isolamento delle persone. Quindi credo che come istituzioni noi dobbiamo fare questo sforzo anche per provare a diminuire quello che è una tensione sociale e aiutarci insieme a chi poi tutti i giorni si impegna in questo a ricostruire quelle comunità che in qualche modo per alcuni versi si sono rafforzate, ma per altri versi le singole persone, la singola persona che sta male
non riesce ancora né a viverlo, né a percepirlo, né a sentirlo dentro la propria testa. Prima lo sentivamo anche da alcune esperienze. Nelle realtà più piccole è molto difficile sia per i comuni che però, ripeto, per il singolo individuo. Dire che si è poveri è molto difficile e invece la dignità dell'uomo dovrebbe essere quella di non aver paura, non ti devo giudicare se sei ricco o se povero, ti giudico per quello che fai, non per quello che sei. Grazie. Grazie, io ringrazio tutti gli ospiti, intanto vediamo se arriveremo primi, che è sempre una bella cosa, però l'importante è non lasciare indietro gli ultimi, insomma di non perdere nessuno per strada. Io vi ringrazio, ci siamo allungati un po', ma penso che ne sia valsa veramente la pena. Riprenderemo senz'altro il tema, perché è un tema che mi pare di capire non solo è pronto per la discussione, ma anche pronto per un livello del dibattito importante anche sugli aspetti legislativi. E quindi grazie a tutti, grazie a chi ci ha seguito qui oggi in sala e da casa, e per chi vuole ci vediamo venerdì 3 con Ecoforum e la premiazione dei comuni ricicloni e delle migliori esperienze di economia circolare del Veneto. Grazie a tutti, buona serata.